Sesta corsa condizionata sul miglio in 10 al viedo per il tiro di Zico e K. Lo schieramento 1 Vesnadaghi, 2 Zarina York, 3 Zebù Dipa, 4 Vera degli Ulivi, 5 Zitrunas, seconda linea 7 Zea, 8 Zepequeño Lonso, 9 Vandina, 10 Fuego de Boulet, 11 Samima Ferro. Proprio Samima Ferro, la favorita, numero 11 Alessandro Gocciadoro, alternativa Zepequeño Lons. Macchina che accelera e stacca con la velocità iniziale di Zebù Dipa e di Vera degli Ulivi, mentre si accoda subito Zarina York in seconda posizione, al comando invece Zebù Dipa. Tanto c'è stato l'errore di un concorrente all'esterno, intanto vediamo che Numero 10, tra i Fuego due litiganti Dubulai, cerca di filtrare squalificato. Samima Ferro, che riesce a trovare il varco giusto per andare sul leader Zebù Dipa e Numero superarlo 4, in Vera degli 400 metri Ulivi, esatti. squalificato. 34 il passaggio al quarto iniziale con Samima Ferro, che ovviamente ha speso molto di più. E ora conduce comunque dopo 500 metri sullo stesso Zebù Dipa e su Zarina York, che seguono lungo la corda, mentre per corsie esterne cerca di farsi luce Zepequeño Lons, che è seguito nelle azioni da Zitrunas, poi al largo anche Zea. Primi 800 di gara in 1-3-2, ha tirato decisamente i remi in barca Alessandro Gocciadoro con un 32,8 di secondo quarto. E ora siamo a metà della penultima piegata, Zepequeño avvicina Samima Ferro, che può permettersi un chilometro in 1,19,5. In seconda posizione rimane sempre Zebù Dipa davanti a Zarina York, si impegna Zepequeño Lons a 500 dalla conclusione, cerca di agganciare Samima Ferro, che al paletto dei 400 spara un parziale in 15,1. Sembra ancora andare bene Samima Ferro, ma Zepequeño però attacca con estrema decisione a 300 dalla conclusione. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, sposta anche Zitrunas, mentre Samima Ferro allunga e nel finale stacca sugli avversari per vincere nettamente la lotta per il secondo posto. Vede sul traguardo ancora Zebù Dipa controllare Zepequeño Lons, 1,17,2, 30 a chiudere. Tanto è bastato a Samima Ferro e Alessandro Gocciadoro per colpire in questa sesta corsa, era la favorita e dopo 400 metri è sfilata in testa, quindi tutto abbastanza semplice per Samima Ferro, Alessandro Gocciadoro, quota di 1,82, 1,85 a quota fissa. Il secondo posto per il numero 3 Zebù Dipa, che tiene a bada fin sul palo i tentativi di Zepequeño Lons, ordine d'arrivo 11,3,8.